Parleremo di teatro e di scultura, indagando la figura di Marcello Mascherini. Oggi, proprio in occasione dell'apertura di un'importante mostra che si tiene a Palazzo Gotchevich, in cui per la prima volta in maniera esaustiva viene raccontato e portato al pubblico l'indirizzo che Mascherini ebbe negli anni 50 e 60 con i palcoscenici triestini e non solo, per arrivare fino agli anni 60 alla collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma. Grazie a questo piccolo modellino che rappresenta il teatro sperimentale del 1938 di Bacini, possiamo entrare meglio a vedere quello che il rapporto che Mascherini ebbe con il teatro. Animato da una passione intensa, una passione personale per il cinema e per il teatro fin da giovane, nel 1928 viene chiamato da Umberto Nordio a riallestire e a riqualificare il foyer del Teatro Rossetti. Nel foyer del nuovo Rossetti, inaugurato l'8 settembre del 1928, Mascherini illustra le muse legate al teatro. Bassorilievi con figure femminili legate a una tradizione classica che rappresentano il canto, il teatro, la danza e la musica, e a coronare il tutto i mascheroni della tragedia e della commedia, che si rifanno sicuramente ai modelli antichi, ma che possono aver visto anche il più vicino Teatro di Panzano, con i modelli eseguiti nel 1921 dal grande pittore Vito Timmel. Mascherini e il teatro è un rapporto intenso e duraturo, quindi lo scultore non è solamente un artista che si fa conoscere in Italia, a Trieste, a livello italiano, ma anche a livello europeo, grazie alle collaborazioni che fa con il Teatro Verdi, esordendo con le grandi cavalchine, cioè le serate carnevalesche organizzate presso il Teatro Verdi sulla chiamata di Cesare Barison a partire dal 1948 e, come vedremo, con il primo intervento scenografico cartoni animati, ma poi collaborerà in maniera molto intensa con il Teatro Stabile Città di Trieste, voluto dal sindaco Gianni Bartali, ma anche con l'associazione, il club La Cantina, che portò a Trieste proprio in prima assoluta rappresentazioni di Beckett, di Eliot, di Ionesco, di altre importanti figure teatrali del Novecento. Il teatro, una città, uno scultore, una vita. Marcello Mascherini si impegnerà molto per la sua città, nonostante nasca a Udine il 6 settembre del 1906, resterà un artista triestino. Si dedicherà al teatro grazie a degli interventi presso il Teatro Verdi, il Teatro Nuovo, il Teatro Stabile Città di Trieste e l'Associazione La Cantina, ma la stessa città diventerà palcoscenico per le sue sculture. Infatti Mascherini è caro a tutti i triestini per le sculture che diventano nuova scenografia, nuovo paesaggio visivo della città. Ricordiamo che nel 1934 scolpisce 3 delle grandi sculture che sono collocate sulla sommità del Tribunale Palazzo di Giustizia eseguito da Umberto Nordio. Nel 1954 lascerà la sua bellissima statua della Minerva per coronare lo scalinata dell'Università di Trieste e nel 1958 eseguirà il progetto di Auschwitz, al monumento di Auschwitz, che poi sarà donato nel 1966 alla città di Trieste e oggi conservato presso la risiera di San Sabba.
Marcello Mascherini esordisce nella sua carriera teatrale nel 1948, chiamato da Cesare Barison del Teatro Verdi per la scenografia di un nuovo spettacolo, un balletto, cartoni animati, con musiche di Mario Buganelli. L'artista collaborerà con il pittore Federico Righi per la produzione di questo balletto e metterà in scena un nuovo scenario, qualcosa che non si era ancora visto a Trieste, una Trieste ancora legata ai movimenti tradizionali, alle scenografie classiche. La scenografia di cartoni animati, il balletto con musiche di Mario Buganelli, infatti fu una novità per il Teatro Verdi, ma per la città. Mascherini idealizza, vede come scenografia una pittura da cavalletto, legata un po' a un'impostazione cubista, alla Pablo Picasso, ricordando la scenografia di Parade del 1917 del grande artista spagnolo, e collaborando con Federico Righi mette in atto per questo balletto, che doveva rappresentare in maniera allegorica la vita della società dopo il secondo conflitto mondiale, in cui ci sono il movimento delle macchine, l'estraneamento delle nuove costruzioni, dei grattacieli che vengono a riqualificare le città, le nuove città. Infatti nella parte sinistra del bozzetto preparatorio vediamo una struttura bianca tenuta in piedi da delle linee nere, in cui si vede tutta la meccanicità. E vicino un grattacielo, che può essere un grattacielo in costruzione, ma un grattacielo magari rovinato dalle bombe del conflitto, e sotto delle rovine che rappresentano quello che è il senso di desolazione dell'umanità. Dall'altra parte invece abbiamo una parete viola collegata al cielo, alla parte superiore, con un filo rosso, legata appunto all'idea della magia della creazione. E sulla parete, che è un albero della vita, ci sono delle foglie che poi si trasformeranno in ballerini, i ballerini protagonisti di questo spettacolo. La foglia, la prima ballerina, e il mago ballerino, che daranno vita a questo spettacolo. Ma al centro c'è uno schermo, lo schermo cinematografico. Il cinema, amore di Marcello Mascherini, diventa la parte in cui la vitalità, l'energia, la creatività prende vita nuovamente, ed è forse l'unica riserva che l'uomo può avere in questo nuovo mondo. Si può notare nella scenografia di cartoni animati come la centralità del schermo cinematografico mantenga intatto la realtà, sostenendo con le strutture verticali che provengono dall'alto bianche anche la struttura portante che va verso i tempi moderni, meccanici, con queste linee nere. Quindi il tutto viene mantenuto e sostenuto dalla creatività, dall'arte e dal cinema. Come abbiamo visto, Marcello Mascherini inizia la sua attività teatrale e non lo conosciamo più solamente come lo scultore di pietra e di bronzo, ma come anche un artista carico di magia, creatività, che si esprime attraverso il colore. E questo lo fa attraverso le scenografie, le coreografie e i costumi degli numerosi spettacoli cui è compartecipante al Teatro Verdi, le Cavalchine. La grande stagione delle Cavalchine è ricordata per numerosi spettacoli, tra cui Il Paese delle Meraviglie, il circo, il Sogno del Carnevale, ma assolutamente la cavalchina più importante da ricordare negli annali è Rapsodia in blu. Trieste è appena ritornata all'Italia nel 1954 e nel 1955 viene organizzata questo grande spettacolo, sempre grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana per beneficenza, e quella sera ospite d'onore al Teatro Verdi, accolta dallo stesso Marcello Mascherini, come possiamo vedere anche una fotografia del tempo, c'è Sofia Loren. Sofia Loren, grande attrice, grande regina del cinema italiano,
che porta a Trieste un'ondata di pubblicità. La Psaudière in blu, come vediamo dal bozzetto alle mie spalle, è la rappresentazione di uno scenario americano. Ricordiamo che a Trieste gli americani sono appena andati via, ma hanno lasciato il segno del nuovo cinema, che per Mascherini è stato sempre importante, fonte di ispirazione e di novità.
Marcello Mascherini partecipa in tutti gli anni 50 e 60 a una intensa attività culturale, riportando alla ribalta a Trieste, e lo fa anche attraverso la promozione del nuovo Teatro Stabile Città di Trieste, che si era creato grazie all'intervento del sindaco Gianni Bartoli a partire dal 1952. Mascherini collaborerà col Teatro Stabile Città di Trieste dalla fine degli anni 50 fino a metà degli anni 60, mettendo in scena numerosi spettacoli di artisti e autori italiani e stranieri. Ricordiamo che il suo esordio col Teatro Stabile è nel 1957 con l'assassinio nella cattedrale di Thomas Elyot, di cui vediamo da questa parte alcuni bozzetti preparatori per il costume del cardinale e delle scenografie del bar I Giorni Nostri, che venne portato sempre al Teatro Nuovo di Trieste, nella zona Oberdan, nel 1957. Come vediamo in questo bozzetto preparatorio per i giorni della vita 1957, opera di William Ensorian, letterato americano, Mascherini rimette in atto e rivisita tutte le idee precedenti. Troviamo al centro della scena la vita, colorata, fatta da un interno di un locale, un night bar, in cui si vedono il flipper, i tavolini, il bancone, e nella parte retrostante che circonda questo aspetto della vita, quindi la vita data dai locali notturni, dal cinema, da tutto quello che negli anni 50 arriva dall'America,
Dietro c'è nuovamente il mondo della quotidianità, il mondo della meccanicità, il mondo della difficoltà. Vediamo nuovamente l'idea del grattacielo, di questa gabbia che si innalza verso il cielo, ma che si trasforma quasi in un cubo, quasi una prigione. Questi temi verranno rivisitati più volte in altri spettacoli, ma verranno poi rivitalizzati anche nelle opere di scultura. Questa idea della gabbia che ingabbia l'uomo verrà portata forse al massimo e all'apice con il progetto della scultura che Mascherini eseguirà nel 1958 per il progetto del ricordo delle vittime di Auschwitz, che eseguirà insieme all'architetto Costa. L'artista Mascherini, come abbiamo visto nella sua attività teatrale, sperimenta fin dall'inizio, ma rimane sempre uno scultore. E come scultore, nella sua lunga carriera, sperimenta e sviluppa varie tematiche, soprattutto si dedica ai grandi monumenti in città, ma svolge anche un'importante attività in campo funerario, edificando e scolpendo diversi monumenti funerari nel cimitero monumentale di Sant'Anna, ma si dedica anche alla scultura religiosa e arte sacra. Infatti nel 1962, nella sua grande personale della Biennale di Venezia, dove verranno portati i nuovi modelli, le nuove strutture, le nuove sculture della fase carsica e con il guerriero e il cantico dei cantici, Mascherini viene premiato con il premio d'arte sacra. Mascherini nella sua attività di scenografo inserisce e utilizza delle sue sculture eseguite precedentemente, e qui abbiamo l'esempio del Cristo deriso, eseguito nel 1952 ed esposto nella sua prima importante esposizione personale alla Galleria Drouin-David, un'opera che nasce in maniera quasi mitologica. Arduino Berlan, amico e architetto importante di Trieste, un giorno si reca da Mascherini e gli dice che ha un tronco di un ciliegio a lui molto caro e glielo regala perché così Marcello Mascherini possa trasformare questo legno in qualcosa, in una scultura viva. Il tronco del legno rimarrà per 12 anni nello studio di via Fabio Severo numero 20 e in un momento l'artista, lo scultore, l'uomo deciderà di trasformarlo nel Cristo deriso, di cui qui in mostra abbiamo un meraviglioso bozzetto in bronzo. Ma non sarà l'unica volta che Mascherini utilizza una sua scultura all'interno delle sue scenografie. Lo farà più avanti, negli anni 60, con un altro importante dramma, ma ne parleremo più avanti. Marcello Mascherini, come abbiamo visto, crea diverse scenografie negli anni 50 e 60 per il Teatro Verdi, per il Teatro Stabile Città di Trieste e il Teatro Nuovo, ma a metà degli anni 60 creerà nuovamente spettacoli importanti riutilizzando sculture. Rimane uno scultore, quindi dopo aver inserito nel 1957 il Cristo deriso nell'Assassinio della Cattedrale di Thomas Elliot al Teatro Nuovo, nel 1964 idea e progetta una scultura per l'Electra che verrà allestita al Teatro Romano. Dopo diversi secoli prende vita lo spettacolo in città, negli antichi monumenti romani. E Mascherini infatti pensa a un semplice muro formato da lastre metalliche con un'apertura al centro, molto semplice ma che ricorda quell'apertura, l'ingresso, la Porta dei Leoni di Micene.
e sul lato sinistro della scena inserisce una scultura alta quasi 3,5 metri, figura dorica, di cui qui vediamo un bozzetto meraviglioso. L'opera, portata all'Elettra, oggi è ospitata all'Università di Salisburgo. Questo è un esempio in cui Mascherini trasforma nuovamente il suo stile, già verso uno stile carsico, riporta in questa forma quasi di memoria alfieriana, ricordando anche le tragedie di Alfieri, uno stile grave. Dopo diversi esperimenti con il Teatro Verdi e il Teatro Stabile Città di Trieste, che negli anni 60 diventerà il Politeama Rossetti che conosciamo oggi noi, Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia, un'altra importante momento in cui lo scultore Marcello Mascherini dà vita e rivitalizza la sua attività teatrale, e la collaborazione molto intensa a partire dagli anni 58-59 con il club La Cantina, un'associazione tutta al femminile, voluta da 6 donne triestine per dare vita e spazio al nuovo teatro moderno in città. Grazie all'associazione La Cantina a Trieste verranno portate in scena importantissime spettacoli nuovi, prime assolute di Beckett, di Eliot, di Ionesco e di altri numerosi letterati e poeti. Mascherini inizia il suo percorso anche facendo il regista. Nel 1959 realizzerà lo spettacolo completo di La lezione di Ionesco. È interessante notare anche attraverso delle foto d'epoca come Marcello Mascherini, grande istrione, grande personaggio, rappresenti ed è attore protagonista insieme ai suoi amici in una serata di carnevale, sempre alla Cantina, interpretando l'opera di Tre soldi di Bertolt Brecht, sempre nel 1959. Qui ci troviamo di fronte a forse uno dei capolavori teatrali
che l'artista, lo scultore triestino mette in scena, mette in campo, sempre per la cantina, sempre per questo club con cui collaborò per diversi anni. Infatti nel 1961 firma la regia, le scenografie e i costumi per il club di Caino del triestino Mario Lapenna. E qui vediamo che Mascherini mette in atto tutte le novità che ha assorbito. Infatti ci troviamo di fronte a un collage, a un assemblaggio di strumenti quotidiani, strumenti abbandonati, rifiuti, che recupererò nella periferia triestina assemblandoli sul modello di Kurt Schwitters, questo grande artista tedesco che per primo utilizzò questi collage chiamati Meisterblind e che espose al padiglione italiano alla Biennale del 1960. Mascherini, come sempre, assorbe tutte le novità, sia dalle mostre che vede, dai giornali, dalle riviste, ma anche dalle persone che conosce. Quindi metterà e rinnoverà, grazie a questa importante messa in scena, la sua carriera teatrale. Ricordiamo che questa bellissima fotografia eseguita dal fotografo Pozar di Trieste è conservata oggi all'archivio Marcello Mascherini di Alzano X, rappresenta ed è esempio di questo importante spettacolo Caino al Circo. Venne esposta alla prima mostra internazionale di scenografia a Napoli nel 1963, portando proprio alla ribalta la figura di Marcello Mascherini come scenografo e soprattutto come regista a livello nazionale e internazionale.
Marcello Mascherini, dopo le grandi scenografie ideate per i palcoscenici triestini, ritorna alle luci della ribalta con una importante collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma. Infatti venne chiamato nel 1969 per ideare una nuova scenografia per il balletto Teutologos. E poi, grazie al successo di questo balletto, nel 1970 venne richiamato a Roma per la collaborazione della scenografia di Don Giovanni, un'opera in musica, che ricorderà le cavalchine del primo periodo. Come già a partire dagli esordi con cartoni animati, Mascherini anche negli ultimi interventi, come il Don Giovanni per il Teatro dell'Opera di Roma, non solo curò le scenografie e l'impianto scenotecnico, ma anche i figurini per i costumi. E qui vediamo il bellissimo costume ideato per il personaggio proprio del Don Giovanni.
Marcello Mascherini non fu solamente un artista, il grande scultore degli anni 30 e 40 a Trieste e non solo, ma fu una figura poliedrica, un animatore culturale. Partecipò alla nascita della città di Trieste dopo il secondo conflitto mondiale, partecipando a importanti enti. Infatti venne chiamato da Gianni Stuparic nel 1947 per la direzione della sezione arti visive, che diresse per ben 37 anni fino al 1982, prima della scomparsa. Ma non solo, oltre alle collaborazioni con i teatri che abbiamo visto, il Verdi, il Politeama, Città di Trieste e la Cantina, era nel curatorio del Museo Revoltella. E dobbiamo proprio a Marcello Mascherini importanti acquisizioni tra gli anni 40 e 50 fino ad arrivare all'apertura del 1968, ridando alla città un importante museo. Nella sua carriera abbiamo visto che partecipò alle attività culturali del Circolo delle Arti e del curatorio del Museo Revoltella e fu legato a amicizia a varie figure fondamentali della storia delle città, tra cui in primis Gianni Stuparic, che qui vediamo ritratto in una scultura di Mascherini del 1944. Ne esistono due copie, una è conservata alla Galleria Internazionale della città di Torino e il Stuparic viene ritratto con gli occhiali. Gianni Stuparic è una figura fondamentale per la città sotto il governo interalleato perché ricostruisce tutta una serie di collegamenti con l'Italia e le autorità internazionali per ridare vita a livello economico, culturale e sociale alla città e chiamerà proprio vicino a lui al Circolo delle Arti Marcello Mascherini. È doveroso ricordare che l'artista si dedicò alla ritrattistica in maniera intensa a partire dagli anni 30 e oltre a Gianni Stuparic immortalò sia in scultura ma che in disegno Biagio Marin, Virgilio Giotti e altri numerosi importanti figure di intellettuali e di politici della città. Ricordiamo che l'uno degli ultimi esempi di ritrattistica eseguito nel 1981 qualche anno prima della sua scomparsa è il bellissimo ritratto unico eseguito da lui per il giardino pubblico Muzio dei Tomasini, che ritrae il grande letterato e scrittore James Joyce, che qui visse per diversi anni a Trieste.